Buonasera a tutti, buonasera e grazie di essere ancora qui a parlare, a discutere con noi di transizione ecologica, questo grande tema che ci sta interessando, quindi risparmio e tutela delle risorse, tutela dell'ambiente che è vista questa volta in un altro punto di vista, che è quello appunto della tutela soprattutto di siti che sono dismessi, siti abbandonati, alle volte con rifiuti piuttosto che contaminati. Questo punto di vista quindi è un punto di vista di risanamento dell'ambiente, di riportare quindi l'ambiente in una situazione ante inquinamento, e lo facciamo quindi parlando di bonifiche ambientali, di bonifiche dell'amianto, quindi cercando di dare un contributo, voglio dire, al telespettatore, soprattutto a chi ci ascolta, per capire anche come si affrontano certi problemi con aziende specializzate, aziende che hanno la professionalità e che sono iscritte poi a tutta una serie di albi e hanno autorizzazioni specialistiche, e lo facciamo con il dottor Roberto Busato della Ecorex, un'azienda specializzata appunto in bonifiche ambientali. Chiedo subito a Roberto, le bonifiche ambientali di fatto cosa sono? Rientrano dentro una normativa, la normativa è la solita normativa del testo unico ambientale, come ci si comporta da un punto di vista normativo? Innanzitutto buonasera a tutti e grazie ingegnere per l'invito. Io partirei dal termine stesso di bonifiche. La normativa appunto definisce la bonifica come l'insieme di tutti gli interventi che servono per l'eliminazione della fonte di inquinamento. Come appunto diceva lei, in Italia sono presenti molti siti, si contano più di 12.000 siti inquinati attualmente, e quindi la bonifica serve appunto ad andare a eliminare la fonte di inquinamento oppure le sostanze, andando a abbassare appunto la concentrazione sia nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. Questo è un po' quello che è la definizione della bonifica. Il fine ultimo della bonifica, come anticipava lei, è quello di restituire il fondo inquinato a una concentrazione di soglia di agenti inquinanti precedente al fenomeno di inquinamento. Questo permette appunto la riqualificazione di molti siti attualmente dismessi e non più utilizzabili. Come anticipava lei, la normativa a cui fa riferimento quando parliamo di bonifiche ambientali è il testo unico ambientale, il 152 del 2006. In particolare nel titolo quinto si hanno tutte le discipline, i criteri da sottostare appunto per organizzare ed effettuare una bonifica ambientale correttamente. Bisogna anche sottolineare che sempre all'interno di questo titolo quinto sono previste anche le sanzioni sia amministrativi che penali per quanto riguarda i soggetti che dovessero non adempiere alla bonifica ambientale, che prevede dalla reclusione anche all'ammenda economica fino a un 26.000 euro. Su questo mi inserirei quindi per dire che qualora ci sia un fenomeno di inquinamento, non chiaramente volontario ma accidentale, è consigliabile darne subito comunicazione e fare tutta una serie di un iter proprio che è previsto per legge e che è quella che poi lei mi accennava prima della trasmissione, la messa in sicurezza d'emergenza. Come si sviluppa e praticamente perché è utile farla da un punto di vista appunto di sollevarsi da responsabilità? Sicuramente nel momento in cui ci si trova in un evento di inquinamento, si scopre appunto una fonte di inquinamento, sia che siamo noi ad averla causata oppure ci troviamo a scoprirla, la messa in sicurezza in emergenza è senza alcun dubbio la prima cosa da fare, perché consente di limitare comunque i danni, perché stiamo parlando comunque di salvaguardia dell'ambiente e anche della salute per l'uomo, e quindi attuare tutte
le opere necessarie per evitare che si propaghi questa fonte di inquinamento è senza alcun dubbio il primo passo da fare, anche per sollevarsi un pochino dalle responsabilità, in modo tale da dimostrare appunto di essersi messo subito all'opera per iniziare la bonifica. Quindi praticamente, cioè, intanto da un punto di vista, chiamiamolo formale, prevede la messa in sicurezza d'emergenza, la comunicazione agli enti preposti, quindi comune, provincia, ARPA, si deve comunicare che c'è stato questo fenomeno di inquinamento, potrebbe essere accidentalmente il fusto di olio che è finito nel tombino, per fare un esempio proprio pratico. A fronte di questo viene comunicato che c'è questo problema, perché chiaramente il tombino può finire in fognatura piuttosto che in un fosso, e a seguito di questo si deve poi dare incarico a un'azienda specializzata del settore, un'azienda che ha che caratteristiche, visto che lei rappresenta un'azienda del settore, che caratteristiche deve avere un'azienda che è titolata a fare queste messe in sicurezza d'emergenza e queste bonifiche? Beh, sicuramente noi come Ecorex siamo in primo piano per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente, lo smaltimento dei rifiuti e le bonifiche. Siamo iscritti all'Albo perché appunto un'azienda per poter provvedere alla bonifica di siti inquinati, Albo gestori ambientali, Albo gestori ambientali, categoria 10 per l'amianto e 9 per le bonifiche ambientali. Come diceva lei, nelle prime 24 ore il soggetto responsabile dell'avvenuta fonte di inquinamento, che può essere anche il semplice fusto come diceva lei, oppure anche un incidente stradale dal quale sono fuoriusciti dei liquidi gasolio piuttosto che olio, deve comunicare agli enti preposti. Tale comunicazione può essere effettuata anche da un soggetto terzo interessato ma non responsabile. Se ci commenta anche queste immagini, questa è una bonifica di una cisterna, probabilmente di gasolio, una cisterna interrata. Come viene fatta? Prima si fa la bonifica della cisterna o si fa dopo, si fa in loco? Sicuramente bisogna prima controllare, diciamo, per non entrare in tecnicismi troppo alti, controllare l'integrità della cisterna per capire appunto se nel corso degli anni questa cisterna, che poteva contenere gasolio piuttosto che qualche altro liquido, abbia perso e quindi sia andata a inquinare anche il terreno circostante. Una volta che si sono fatti i dovuti controlli con prove a tenuta eccetera, si può prevedere il lievito della cisterna, e nel caso in cui dovesse esserci presenza di inquinanti all'esterno della cisterna, quindi nel terreno circostante, bisognerà prevedere uno scortico e uno smaltimento del materiale come materiale appunto inquinato da idrocarburi o altre sostanze. Questo va fatto fin tanto che il terreno adiacente allo scavo non risulti con delle contaminazioni sotto la soglia di rischio. Quello che si diceva prima, quindi si riporta, se c'è stata questa fuoriuscita, si esporta intanto il terreno che è inquinato, perché questo va smaltito correttamente, che sarà sicuramente caratterizzato quindi con un codice pericoloso, vista la pericolosità e l'esistenza di idrocarburo, e poi si ripristina verificando chiaramente che il terreno rientri dentro in quelle tabelle che sono previste all'interno del testo unico ambientale. Però una cosa, tra l'altro vedo già anticipata anche un altro argomento, e questo a lei mi sembra, sì, in pieno Covid con la mascherina. Prima di parlare dell'amianto, che ho visto già delle immagini, quelle tubazioni che avete visto nei filmati erano tubazioni purtroppo di acquedotti che ancora ora ci sono, voglio dire, in molte città sono tubazioni che sono fatte in cemento amianto e che chiaramente devono essere rimosse un po' alla volta. La cosa che è importante è che alle volte si pensa all'inquinamento soltanto come lo sversamento sul terreno eccetera, ma l'inquinamento o comunque le bonifiche ambientali vengono adottate come soluzione anche quando ci sono gli abbandoni. Mi viene in mente i fallimenti, per esempio ci sono fallimenti dove chiaramente l'azienda che non aveva soldi è fallita e lascia là rifiuti che sono i più disparati, i più diversi, perché vengono da n tipologie di attività. Come si interviene quando lei o la sua azienda
a questi sgomberi barra smaltimenti, bonifiche di siti abbandonati? Come si interviene? Che tipo di ragionamenti e che tipo di procedure adottate? Allora, come si diceva prima, si fa sempre riferimento al testo unico ambientale dove sia tutto l'iter da seguire per quanto riguarda appunto queste bonifiche. Come diceva lei, ci troviamo sempre più spesso adesso davanti a siti ma capannoni abbandonati nei quali è stato stoccato e si trova qualsiasi tipologia di rifiuto. Il primo passo da fare è un piano di caratterizzazione nel quale, dopo aver preso informazioni anche sui processi produttivi storici che ci sono stati all'interno di questo sito, di eventuali stoccaggi di materiali, di rifiuti piuttosto che altre fonti potenziali di inquinamento, si passa alla definizione di un numero e di punti piuttosto che rifiuti ai quali fare delle analisi di caratterizzazione per andare a identificare meglio la tipologia di rifiuto e come è più corretto andarli a smaltire. Questo è il primo passo per avere una cartina di tornasole di come poter procedere poi con le successive smaltimenti e successive operazioni. Poi una parte mi sembra importante anche, mi diceva, il confezionamento, perché ci sono certe tipologie di rifiuti che non possono essere, per esempio, conferite sfuse piuttosto che i rifiuti liquidi ci mancherebbe, però chiaramente anche certe tipologie devono essere confezionate in contenitori appositi. Sì, certamente ogni tipologia di rifiuto, in base anche alla pericolosità o alla non pericolosità, deve essere stoccata e gestita nella maniera più corretta. E ovviamente non ci si può miscelare rifiuti di diversa natura, in quanto la normativa non lo prevede, anzi lo vieta. Quindi particolare attenzione nelle operazioni di bonifica è data appunto dopo la caratterizzazione anche al confezionamento in appositi fusti piuttosto che cisternette o cobat in base, o big bag, in base appunto al successivo smaltimento e alle necessità del corretto stoccaggio dei rifiuti. Cioè anche il trasporto gioca una parte importante, infatti c'è l'omologazione di alcune tipologie di contenitori che prevedono l'omologazione del trasporto di merci e rifiuti pericolosi, quella che viene chiamata normativa ADR. E mi avvicinerei a un tema che sta molto a cuore chiaramente al sottoscritto, ma a molti anche cittadini e quindi molti telespettatori, perché è il tema dell'amianto. La presenza purtroppo di questo materiale, che ha avuto un'enormità di sviluppo negli anni 60, 70 e perfino i primi degli 80, lo troviamo dappertutto. Sono le coperture in Eternit piuttosto che le coibentazioni delle caldaie, di alcune caldaie. E intanto l'amianto, perché è pericoloso? Cos'è la pericolosità? Qual è la pericolosità dell'amianto? Allora, intanto una piccola digressione per capire cos'è l'amianto. In fin dei conti l'amianto è un minerale della famiglia dei silicati che si trova tranquillamente in natura e, come diceva lei, nel corso degli anni ha avuto un vasto utilizzo grazie alle proprie qualità fisico-chimiche. Infatti è un ottimo coimbente, un ottimo isolante. La pericolosità del materiale si ha appunto nella grandezza e nella tipologia delle fibre da cui è composto. Tali fibre, infatti, se inalate, vanno a depositarsi nelle vie aeree, dalla gola ai polmoni, e possono restarvi anche per diverse decine d'anni. Infatti le malattie che possono essere causate dall'amianto possono anche insorgere dopo diversi anni, anche dopo 30 anni, quindi questa è anche la pericolosità dell'amianto, perché può causare appunto anche tumori ai polmoni, mesotelioma, quindi malattie abbastanza importanti, sempre tramite l'inalazione. Come diceva lei, l'utilizzo è stato vasto e a volte anche non tutto conosciuto, dai tetti con il classico Eternit alle pavimentazioni di molte scuole, di molti appartamenti, alle coibentazioni di tubi, ai tubi degli acquedotti, fino ad arrivare anche in passato al vestiario che utilizzavano vigili del fuoco, chi aveva a che fare con alte temperature.
Sì, la parte dell'amianto in effetti, visto che anche la parola stessa Eternit la dice lunga, quindi sembra veramente che chi l'ha brevettato negli anni 50 vedeva come un materiale eterno, no? Cioè, infatti ha queste caratteristiche tecniche di durabilità molto importanti. È chiaro che dopo così tanti anni ci troviamo oggi ad avere dei materiali che si stanno sfibrando. Quando l'amianto si comincia a vedere che cambia il colore sulla copertura, l'ondulina, e quando si comincia ad avere dei fenomeni di rottura dovuti magari a agenti atmosferici, quello è il momento di cambiarlo, di smaltirlo correttamente, e quindi c'è tutta una procedura. E la procedura anche qui, giusto perché, ma anche qui giustamente, per tutela, è una procedura abbastanza complessa. Cosa prevede la procedura? E poi stiamo vedendo anche qui una scatola che poi ci dirà cosa contiene, e che è un'altra semplificazione di questa procedura importante. Mi dica pure. Allora, innanzitutto ricordiamo che dal 94 non è più possibile utilizzare, commercializzare e estrarre materiali contenenti amianto dall'amianto. Come diceva lei, nel momento in cui con il passare del tempo il materiale si degrada, bisogna appunto andare a bonificarlo. Qui si aprono due strade principalmente. Come abbiamo visto dal video, è una procedura, diciamo, agevolata che dal 2002, grazie a un DGRV, dà la possibilità a un privato cittadino di autorimuovere i materiali contenenti amianto fino a un 75 metri quadri, quindi per piccole quantità, sempre tenendo bene in considerazione tutte le misure di protezione individuali. Cos'è quella mascherina? Mi sembra una mascherina un po' particolare. Infatti per operare con materiale, bonificare materiale contenente amianto, bisogna avere tutti i dispositivi di protezione individuali corretti. La mascherina di cui mi chiedeva è una mascherina FFP3, quindi con un filtro particolare che non permette il passaggio delle fibre, quindi non permette l'inalazione delle fibre potenzialmente cancerogene e pericolose. Così come la tuta, guanti ed eventualmente i calzali sono in materiale Tyvek apposito per non consentire il passaggio di fibre. Questa procedura agevolata, come anticipavo prima, per piccole quantità può essere fatta dal privato cittadino con l'ausilio di kit che ci sono in commercio. Noi siamo in prima linea da questo punto di vista per facilitare anche in termini economici lo smaltimento di piccole quantità. L'alternativa per grandi quantità oppure per capannoni piuttosto che realtà produttive è la bonifica da parte di una ditta specializzata, come si citava prima, in categoria 10. Il tutto però, lo sottolineo, deve essere eseguito da personale abilitato e con tutti i dispositivi di protezione necessari per impedire il propagarsi delle fibre e quindi la pericolosità negli ambienti circostanti. Sì, quindi da un punto di vista burocratico c'è anche la presentazione di qualche documentazione agli enti, e a quali, e che tipo di documentazione viene presentata? Per quanto riguarda le bonifiche amianto, bisogna presentare sempre un piano di lavoro, che è un piano operativo di sicurezza, all'organo dell'ULS, lo SPISAL, che sovrintende la sicurezza dei lavori. In questo piano va sempre specificato, oltre che a tutti i dispositivi di protezione individuali e collettivi, anticaduta e appunto per non inalare le fibre, vanno specificati anche tutti i luoghi e le modalità di operatività che si intendono utilizzare. Questo permette di avere tutta quanta la procedura standardizzata e approvata dall'organo che appunto sovrintende la sicurezza del lavoro, e permette appunto di smaltire un materiale pericoloso senza causare danni a persone oppure ambienti limitrofi. Beh, ci stiamo avvicinando alla fine della puntata. È stato molto interessante perché queste puntate che parlano di transizione ecologica vedono sempre una transizione, quindi un percorso per innovare, per riciclare, la famosa economia circolare, eccetera.
E però lungo questo percorso ci sono dei problemi da risolvere, sono i problemi appunto degli inquinamenti, degli abbandoni di rifiuti, dell'amianto. Ci sono addirittura dei paesi, delle città, la stessa Treviso nel Veneto ha avuto quella che e ha abbracciato quella che è stata una campagna, mi sembra, di Legambiente, che è amianto zero, e quindi praticamente ci sono delle amministrazioni molto attente, amministrazioni comunali molto attente, anche provinciali, molto attente alla tutela dell'ambiente vista anche come eliminazione di problematiche. Ecco, questa è stata l'idea di creare questa puntata e con un esperto appunto del settore per dire se ci sono problematiche legate all'ambiente, problematiche quindi legate a interventi di bonifica piuttosto che interventi di rimozione dell'amianto, è bene effettivamente metterle all'interno, se c'è una organizzazione certificata ISO 14001, all'interno degli obiettivi, in modo che se nella propria azienda ci sono dei locali ancora che hanno la tettoietta di amianto piuttosto che la copertura, un po' alla volta rimuoverla, ne beneficia per prima la salute, poi anche l'umore, penso, e le eventuali preoccupazioni che può avere il lavoratore vengono sedate subito e si fa bene all'ambiente. Io vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima puntata, grazie al dottor Busato e arrivederci.